Era agibile e fruibile fino al 10 novembre 2012, giorno in cui è scaduto il certificato di prevenzione incendi. Da allora ha chiuso i cancelli. È il palacongressi del villaggio Mosè ad Agrigento, oggi inagibile in attesa di interventi di manutenzione. E per adeguare la struttura alle norme sulla sicurezza occorrerebbero 60.000 euro, soldi che il Comune non ha e che non intende anticipare per conto della Regione, amministrazione alla quale è passata la proprietà della struttura. Regione che ha inserito il palacongressi tra i cosiddetti gioielli di famiglia da mettere in vendita. Ed oggi Francesco Picarella, presidente di Federalberghi Agrigento, lancia un grido d'allarme affermando: da quando il palacongressi ha chiuso i battenti, importanti segmenti di mercato sono andati inevitabilmente persi, con gravi ripercussioni sull'economia turistica e commerciale della nostra città. Il convegno pirandelliano, il raduno della Chiesa Evangelica, il Fabbari a Relli e tante altre manifestazioni assicuravano oltre 6.000 presenze di un importante segmento turistico commerciale che era di fondamentale importanza per le aziende. La chiusura della struttura ha fatto sì che gli stessi organizzatori rinunciassero a rinnovare gli eventi o addirittura a spostare a malincuore le stesse manifestazioni in altre città. Il danno per l'economia della nostra città è incalcolabile, situazione inaccettabile che pone ulteriormente in difficoltà un'economia già pesantemente colpita dalla crisi. Non si può far finta di niente, ma occorre che le istituzioni si attivino seriamente affinché Agrigento possa riappropriarsi delle proprie manifestazioni che oggi sono andate perse, situazione che sta contribuendo allo spogliamento totale del turismo agrigentino. Al di là di tutto resta l'abbandono più totale di una struttura che avrebbe dovuto rilanciare il turismo in provincia di Agrigento ed in Sicilia in generale, soprattutto quello congressuale, in tandem con il Palacongressi di Taormina. Inaugurata nel 90 come sede congressuale in grado di ospitare 1.400 persone, la struttura si presta anche ad ospitare convegni, seminari, workshop, mostre, esposizioni e spettacoli teatrali. Vanta oltre le sale congressi 1.800 metri quadri di spazi espositivi ed un ampio parcheggio, ma da novembre dello scorso anno, come detto, il Palacongressi è una sorta di cattedrale nel deserto, messa in vendita dalla Regione a 12 milioni di euro, ma al momento nessuno si è fatto avanti per acquistarlo.